Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta pasta rummo formati classici 500 grammi a 89 centesimi. Polpa di pomodoro la finissima Cirio 3 x 400 grammi a 1,99 €. Formaggio dolce sardo arborea a 1,19 € letto. Birra e limone Icnusa 3 x 33 CL solo con cartissima a 2,99 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il notiziero Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Baunei perché c'è stato ancora una volta un intervento di soccorso nel Supramonte per recuperare escursionisti in difficoltà. Ieri pomeriggio una coppia di trekker partita per un'escursione lungo uno dei sentieri della zona ha perso l'orientamento e non è riuscita più a ritrovare il percorso di rientro verso l'auto. A complicare la situazione le elevate temperature, le scorte d'acqua ormai in esaurimento. L'allarme è stato lanciato da un cittadino e ha consentito alla compagnia barracellare di Baunei di attivare rapidamente una squadra di soccorso. I due escursionisti sono stati localizzati, raggiunti, accompagnati in sicurezza. L'episodio tuttavia non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi anni il territorio di Baunei, meta sempre più apprezzata dagli amanti del trekking, è stato teatro di numerosi interventi di soccorso che hanno coinvolto visitatori impreparati ad affrontare percorsi impegnativi. Nonostante la presenza della segnaletica del club alpino italiano, molti escursionisti sottovalutano le difficoltà dei sentieri, il dislivello, l'esposizione al sole e le condizioni climatiche, mettendo a rischio la propria sicurezza e richiedendo l'intervento delle squadre di emergenza. Da qui l'ennesimo richiamo alla prudenza da parte degli amministratori del comune di Baunei. Affrontare i percorsi con abbigliamento e calzature adeguati, portare con sé abbondanti riserve d'acqua, pianificare accuratamente l'itinerario e valutare con realismo le proprie capacità fisiche
in presenza poi di caldo estremo o condizioni meteorologiche avverse, rinunciare all'escursione può essere la scelta più responsabile. Ancora una volta i baraccelli hanno dimostrato tempestività e professionalità, dicono gli amministratori, confermando il loro ruolo fondamentale nella tutela di residenti e visitatori in un territorio che, soprattutto durante l'estate, richiama migliaia di appassionati. Andiamo avanti con il notiziario. Nuova guida per il Partito Democratico dell'Ogliastra. Francesco Magia, 30 anni, istruttore amministrativo presso l'ente pubblico, è stato eletto segretario provinciale del PD, raccoglie il testimone di Ivan Puddu, mentre Cristiana Campetella, assessore comunale di Seu e consigliera provinciale, è stata scelta come presidente dell'assemblea. L'elezione di Magia e Campetella segna l'avvio di una nuova fase per il PD ogliastrino, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a rilanciare il confronto con le comunità locali sui temi dello sviluppo, della partecipazione e della giustizia sociale. Ma abbiamo il piacere di avere in videocollegamento il nuovo segretario del PD Ogliastra, Francesco Magia. Buongiorno Francesco, benvenuto e tanti auguri per questo nuovo incarico. Francesco, grazie mille. Francesco, cosa significa per lei essere il nuovo segretario del PD Ogliastra e raccogliere il testimone di Ivan Puddu? Per me è un onore e soprattutto un grande onere, perché sappiamo tutti che sono stati anni un po' difficili, con liti interne che ci hanno bloccato, però sono felice di essere anche qui oggi per poter dire che quel periodo è finito e quindi finalmente siamo ripartiti e ci aspettano giornate più belle, dedicate solo alla politica e parlare dei problemi della nostra, o cercare di risolverli insieme. Quali sono le sue prime priorità, quindi, alla guida del partito? Allora, le problematiche dell'Ogliastra le conosciamo. Lo spopolamento in primis sarà la nostra battaglia, perché da questa tematica derivano tutti i problemi, sanità in primis, la mancanza di servizi, una comunità che si sta un po' spallando. Il compito sarà quello di ricreazioni affinché possiamo essere in grado di affrontare e poi risolvere questi problemi, e credo che il PD dovrà svolgere un ruolo fondamentale in questo. Lei, Francesco, ha 30 anni, quindi insomma abbiamo un giovane come segretario del partito, quindi del PD dell'Ogliastra. Che ruolo possono avere i giovani nel rilancio, quindi, del partito in questo territorio? Sappiamo bene che avvicinare i giovani, i miei coetanei, non è semplicissimo, perché viviamo in un mondo, in una società un po' diversa rispetto a qualche tempo fa, però io penso che ci siano, che molti miei coetanei sono un po' alla finestra e pronti a dare una mano, appena saremo noi ad andare da loro a chiederla. Sì, purtroppo si sa, c'è un allontanamento dei giovani, ma in particolare anche dei cittadini, purtroppo, alla politica. Mancano forse anche delle sedi, dei luoghi di incontro, cosa che prima era più presente. Lei ha indicato come l'ascolto come metodo di lavoro. Sì, assolutamente. Infatti io vorrei caratterizzare il mio mandato sull'ascolto, sul essere veramente presenti in tutti i territori, in tutti i circoli che stanno ripartendo. O qualche fa anche a Tortorì, che nel mio paese siamo riusciti a riaprire una sede del Partito Democratico, che sia sede del Partito Cittadino che sede provinciale. Stiamo rimettendo su la sede storica del PD alla Musei in via Roma, e spero che in questi anni, questi mesi di lavoro, ci sarà la possibilità di aprire tante altre sedi, in maniera tale da favorire veramente la partecipazione e il ritorno degli astenuti, che purtroppo sono sempre tanti.
Francesco, l'ha detto anche lei, ci sono stati anni di divisioni interne nel PD. Possiamo dire che ha ritrovato l'unità? Assolutamente sì, le liti fanno parte del passato. Io sono sicuramente un segretario unitario e, come ho detto, le porte del PD sono spalancate a tutti coloro che hanno voglia di fare politica, di uscire da certi schemi del passato e occuparci solo dei problemi dei cittadini per dare delle risposte concrete. Benissimo, ottimo. Francesco, solo un'ultima domanda. Un messaggio che vuole lanciare ai cittadini dopo quindi questa sua elezione e poi la lascio andare. Il messaggio è molto semplice, vorrei che veramente chiunque sappia che il PD adesso c'è, che il PD è un mezzo per migliorare la nostra terra, e quindi chiunque è stato un po' alla finestra in questi mesi, in questi anni di fermo amministrativo che abbiamo avuto, possano veramente riavvicinarsi, perché noi li aspettiamo e siamo convinti che insieme potremo fare un ottimo lavoro. Benissimo, grazie molte Francesco Magia per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, ringraziamo allora Francesco Magia per essere stato con noi. Noi continuiamo il nostro notiziario, ci sono altre notizie, ci spostiamo a Barissardo dove c'è un nuovo passo avanti verso la sostenibilità ambientale perché sono stati completati negli uffici postali sia di Barissardo che di Villagrande i lavori per l'installazione di 2 nuovi impianti fotovoltaici destinati a produrre energia da fonti rinnovabili e a ridurre i consumi energetici delle strutture. I nuovi sistemi collocati sui tetti degli uffici di via Dessia a Barissardo e di via Nuoro a Villagrande avranno una potenza rispettivamente di 18 e 17 kW. L'intervento consentirà anche una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Secondo le stime, i nuovi impianti permetteranno di evitare ogni anno l'emissione in atmosfera di circa 13,5 tonnellate di CO2 a Barissardo e 13 a Villagrande. Ci spostiamo ora a Santa Maria Navarrese perché nasce il Selvaggio Blu Festival. Debutterà l'11 e il 12 luglio una nuova manifestazione dedicata alla musica dal vivo e ai talenti emergenti. L'iniziativa è promossa dal Comune con l'organizzazione della Pro Loco e la collaborazione dell'Associazione Artisti Ogliastra. Sono aperte le iscrizioni per band e progetti musicali non professionisti che desiderano partecipare al contest. Il festival si articolerà in 2 serate. Sabato 11 luglio saliranno sul palco le formazioni selezionate fino a un massimo di 10 che proporranno un breve repertorio composto da brani inediti e cover. Domenica 12 luglio spazio invece alla finale e alla consegna dei riconoscimenti. La formula del concorso prevede 5 premi assegnati attraverso il voto congiunto di pubblico, musicisti e giuria tecnica. Per ciascun riconoscimento è previsto un buono del valore di 300 euro da utilizzare per l'acquisto di strumenti musicali. L'iscrizione è gratuita e riservata ai musicisti non professionisti. Per candidarsi è necessario inviare un brano inedito e una cover attraverso un link. Si può trovare tutto l'associazione Artisti Ogliastra. Le candidature devono essere presentate entro la scadenza. Per i gruppi selezionati è previsto il tesseramento dell'associazione all'associazione organizzatrice. Chiudiamo parlando di pastorale del turismo perché sarà presentata venerdì alle 10:30 nella sala diocesana San Giovanni Paolo II di Nuoro la 12ª edizione della pastorale del turismo promossa dalle diocesi di Lanusei e Nuoro. Nel corso della conferenza verranno illustrati il calendario di appuntamenti, gli ospiti e gli eventi collaterali che caratterizzeranno l'edizione 2026. All'incontro prenderanno parte il vescovo Antonello Mura e il responsabile della pastorale del turismo della diocesi di Nuoro, Don Alessandro Fadda, il medico e fotografo Pietro Basoccu, che presenterà una mostra fotografica inserita nel programma. Il filmmaker Vincenzo Ligios. A coordinare i lavori sarà la giornalista Claudia Carta. La
La manifestazione è ormai un appuntamento consolidato dell'estate nelle due diocesi, ovvero quella ogliastrina e quella nuorese, e proporrà anche quest'anno un ricco calendario di eventi tra luglio e settembre. Il tema scelto per il 2026 è Largo ai sognatori, filo conduttore degli incontri dedicati ad attualità, cultura, spiritualità, testimonianze, cinema, fotografia, teatro, musica e scienza. Particolare attenzione sarà come sempre riservata ai temi della solidarietà e dell'impegno sociale, con il conferimento del premio Persona Fraterna. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Lui. A domani.